Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, augurissimi di buon Natale e ovviamente di fine anno. Parliamo proprio delle previsioni meteorologiche previste tra la fine dell'anno e l'inizio del 2026, che insomma vede delle probabilità ancora medie per quanto riguarda il flusso freddo che riuscirà però ad entrare, quindi le temperature caleranno su tutto quanto versante adriatico, sul nord d'Italia, portando quindi anche le prime vere gelate. E attenzione, perché come possiamo notare gennaio vede l'ipotesi di aria artica proprio verso l'Italia, un anno nuovo che potrebbe essere un'insegna di piogge, di freddo e possibilità di nevicate fino a quote molto basse per il periodo, con l'inverno quindi che potrà tornare a dominare sull'Italia. Un grosso anticiclone che riuscirà ad affermarsi sul nord Atlantico proprio negli ultimi giorni di dicembre e favorirà proprio questa discesa di aria fredda di matrice artico-marittima nel cuore dell'Europa. Questo però ancora da definire per bene, perché la traiettoria precisa dell'aria fredda non è ben definita da tutti quanti i centri di calcolo, quindi dobbiamo ancora aspettare qualche giorno. In gran parte d'Italia vedrà temperature sotto la media e soprattutto dal movimento del jet stream, quindi la corrente a getto che manterrà quindi molto più definita l'irruzione delle correnti fredde proprio nel cuore dell'Europa, quindi anche verso l'Italia, da capire però anche con la dinamica di un minimo depressionario che si andrà a formare proprio vicino alla Spagna. Queste condizioni meteorologiche si manterranno comunque tipicamente invernali e soprattutto per quanto riguarda il quadro termico, che saremo sotto la media su gran parte dell'Italia, specie quindi il versante dell'Adriatico, sul centro e sul nord Italia, in parte anche al sud, ma come vedete le precipitazioni sembrano essere attualmente molto più probabili solamente sul Mediterraneo meridionale e sull'Europa quella orientale, sul Mar Nero, dove si scavano principalmente qui i minimi depressionari, mentre gran parte, come vedete, l'Europa risentirebbe di un clima un po' più secco. Questo secondo gli ultimi aggiornamenti, e sta comunque alzandosi la media di questa probabilità. Da capire ancora, ovviamente ne riparliamo nel corso dei prossimi giorni. Intanto, come vedete, le previsioni meteo indicano come l'afflusso di aria fredda artica rimane sempre bloccato sulla Russia, in parte andrà ad agire sull'Europa orientale, con temperature che al sud saranno ben sopra i 15 gradi, al nord saremo ancora tra gli 8 e i 10 gradi durante il giorno, così come vedete nella giornata di domenica, con un minimo depressionario che agisce invece sul Portogallo e sul Marocco, e un flusso sempre diretto molto freddo sulla Russia e sull'Europa orientale. Quindi avremo solamente nel corso dei prossimi giorni qualche risentimento sui settori meridionali della Sardegna per l'azione di questo minimo, che porterà qualche possibile piovasco sulle zone meridionali della Sardegna, su Cagliari, e quindi altrove assisteremo a tempo generalmente sereno, stabile o poco nuvoloso per velature sottili in transito, specie all'inizio settimana. Quando si riformeranno le nebbie in Valpadana saranno sempre più frequenti, specie sulle zone centrali. All'alba avremo foschie anche dense e con un calo netto delle temperature, soprattutto a partire dalla giornata di martedì, mentre come vedete lunedì potrà ancora agire qualche piovasco sul Nord Africa, ma in azione possibile anche sulla Sicilia occidentale. Altrove avremo cielo sereno poco nuvoloso e, come vedete, il flusso d'aria artica più diretto, che a partire dal 30 farà irruzione proprio sul versante adriatico in modo particolare e al nord, con le gelate che saranno molto probabili e valori anche sotto lo zero sulle zone di pianura del nord e sulle zone interne del centro, mentre le massime saranno ancora più in calo, tra i 6 e gli 8 gradi durante il giorno, e la possibilità di qualche piovasco nel corso del pomeriggio che potrà agire sulla Campania, sull'Appennino meridionale e sul Nord Africa nel corso proprio del pomeriggio della serata di martedì. Questo ancora vede una probabilità bassa per quanto riguarda l'azione di qualche precipitazione, ma
con maggiore interessamento soprattutto del settore campano e dell'Appennino meridionale. Questa è la probabilità maggiore proprio su queste aree di qualche precipitazione molto debole e scarsa. Mentre avremo un freddo sempre bloccato lì sulla Russia, con un nucleo che porta sempre più aria fredda nei giorni successivi, proprio tra la fine dell'anno e Capodanno. Le temperature massime, pensate, in Val Padana saranno attorno ai 5 ai 7 gradi durante il giorno, mentre le minime saranno anche ben sotto lo zero, addirittura fino a -2 gradi in Val Padana. Mentre non avremmo altrove delle precipitazioni, avremo cielo nel contesto poco nuvoloso, solo per il passaggio di qualche velatura, ma si prospetta proprio tra la fine del mese e l'inizio del nuovo anno, del 2026, un possibile flusso più diretto di matrice artica che andrà a formarsi sulla Scandinavia, che potrebbe portare quindi l'azione di un impulso più diretto in discesa graduale proprio tra il primo e il secondo giorno del nuovo anno verso il nord Italia. Conseguenze ancora da valutare, perché tutto dipenderà dalla traiettoria di questa irruzione e soprattutto dal posizionamento diretto del minimo depressionario che si andrà a strutturare sul Mediterraneo, che vede al momento la probabilità maggiore sulle regioni del centro e del sud Italia. Vedremo nel corso dei prossimi giorni ulteriori dettagli e conferme in merito. Continuate come sempre a seguirci.